Friuli. Oggi siamo a Udine, in uno dei quartieri più conosciuti e popolosi forse della città, tra Planis e Chiavris, in via Montegrappa 71. Andremo a conoscere due edicolanti, Andrea e Stefano, che gestiscono appunto il punto vendita qui in via Montegrappa. E tante le inchieste di questa settimana del settimanale Il Friuli, che però dedica la copertina a un ricordo del passato, ovvero Caporetto nel suo centenario, e sono tante le realtà che emergono ancora dagli archivi, e la storia insomma sembra ancora avere molto da raccontare, non soltanto per quanto riguarda la memoria di quanto accaduto a quel tempo, ma anche perché riemergono sempre nuovi carteggi, nuove lettere, nuove storie spesso drammatiche. Si parla di violenze, si parla di stupri, si parla di fame e difficoltà, un ricordo appunto che ormai rischia di essere di perdersi nel tempo, ma che appunto grazie a molte iniziative che proprio questo fine settimana si svolgeranno in regione si continua a raccontare. E poi focus su Udine, sulle nuove opere, asfaltature e quant'altro per quanto riguarda Udine Est, e poi ovviamente focus anche nei paesi, da Spilimbergo a Gorizia, passando naturalmente anche per il capoluogo della destra tagliamento, Pordenone. Allora noi adesso ci mettiamo in marcia e andiamo a conoscere Andrea e Stefano. Accanto a me Stefano Michelutti, titolare da 15 anni se non sbaglio dell'edicola qui in via Montegrappa. Siamo in una zona residenziale di Udine, a pochi passi dal centro, particolarmente servita, dove vive una comunità che è più che mai direi fidelizzata, no? Sì, diciamo siamo in una zona molto bella, residenziale, abbiamo una clientela abbastanza fissa, diciamo, più anche gli avventori, però diciamo la maggior parte sono clienti fidelizzati, abbiamo un buon rapporto, diciamo, quello che c'era una volta in definitiva. Quindi qualsiasi anche esigenza di vario tipo viene espletata, insomma, se c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa sa dove fare riferimento, non so, un taxi, qualsiasi cosa. Questo è un bel rapporto, ecco, che abbiamo instaurato, sì. C'è anche quindi un discorso di servizio, di amicizia e soprattutto di fiducia. Si parlava prima con un cliente della concorrenza, diciamo, anche della grande distribuzione, che comunque da voi è lontana, diciamo, chilometricamente, però insomma in macchina è comunque a portata di mano. E come si risponde? Insomma, voi siete un'attività che ha diversi anni anche all'attivo, come si vivono questi momenti? Dunque la concorrenza esiste, quindi lo sappiamo, specialmente oggi, no? Che si può fare un po' tutto. Diciamo che il punto di forza che abbiamo noi è proprio appunto la fidelizzazione, nel senso che i clienti, alla fine la gente, credo che, ecco, anche nei grandi supermercati non vuole essere trattata come un numero, ecco, quindi qua ci conosciamo, ci salutiamo, uno scambio di parole, c'è molta gente sola e quindi che ha bisogno di parlare, lo si capisce subito, quindi questo penso cerchi la gente alla fine, questo è il nostro punto di forza, credo. Ecco. Insomma ci vuole un po', è una vocazione anche fare l'edicolante. È vero, credevo una volta, non lo credevo, invece ho scoperto che sì. Del tipo il vecchio detto, o ce l'hai o non ce l'hai, è una vocazione, sì, è vero. Andrea Carbonara, con questo cognome che già ci mette insomma fame, Edicola Friuli va in onda alle 18:35, qua le signore stanno sicuramente preparando la cena, e gestisce appunto con Stefano l'edicola. Tu però sei arrivato qualche anno dopo, sì. Che rapporto c'è con i clienti e come ti trovi insomma in questa realtà? Beh, devo dire è stato non voglio usare il termine impatto perché sembra qualcosa di brutto, è stata una bella conciliazione, un bel trovarsi. Io abitavo anche qua vicino prima di lavorare qui e quindi è stato bello, sono dei rapporti belli che durano, che non è solo del rapporto cliente e commerciante ma anche un rapporto più personale, ecco. Questa è una cosa molto bella, anche perché comunque voi siete giovani e diciamo nel corso delle tante puntate di Edicola Friuli ho incontrato i vostri colleghi che sono altrettanto giovani e si sono messi a fare questo mestiere non sempre ereditato da famiglie eccetera, che comunque voglio dire richiede tanto impegno. Certo, è un mestiere che richiede sacrificio, però dà molto a livello emotivo e morale, nel senso che c'è un ritorno molto bello di emozioni, molto bello di rapporti, come abbiamo detto prima, e quindi ci vuole comunque, come abbiamo detto prima, una vocazione per fare questo e non è per tutti.
Siamo in una zona dove molte vie portano il nome di monti che sono stati protagonisti della Prima Guerra Mondiale. Questa settimana, il settimanale Il Friuli, parla dei 100 anni di Caporetto, ricorda un po' le vicende anche alla luce di nuovi dettagli, storie sempre drammatiche che emergono. È conto importante secondo lei ricordare alle nuove generazioni questi fatti che sono comunque molto lontani anche da noi? Ricordando il passato si possono anche fare dei paragoni per il futuro e quindi di conseguenza certi eventi sono da ricordare per un domani, insomma, non dimenticare, ecco, almeno quello. Sono sempre bei riferimenti storici, soprattutto per i giovani. Devo dirlo, non lo immaginavo una volta, che proprio non sanno certe cose, quindi molto bene questi riferimenti anche riguardo a Caporetto, dove si può anche spiegare questa cosa specialmente ai ragazzi, credo. Ecco, è un ricordo per quelli che hanno qualche anno in più. Ricordare il passato è sempre importante, proprio perché bisogna ricavare le cose negative per non ripeterle e acquisire anche quello che di positivo c'è stato nel passato, quindi non bisogna mai dimenticare. Ecco. Quindi si fa bene? È sempre importante, la memoria è sempre importante, nel passato e anche nel presente. Sicuramente per tramandare comunque qualcosa, sicuramente, sempre. Le radici, sì. Non è retorica, insomma. Assolutamente, no. C'è secondo lei bisogno di qualcosa tipo, non so, qualche pista ciclabile in più, qualche collegamento o più parcheggi? Collegamento sì, di qua di Planis vanno su per bei bar, lì se la finiscono ed addio. La viabilità senz'altro, deve esserci secondo me un'attenzione particolare specialmente alle persone di una certa età, perché il quartiere insomma è ricco di persone di una certa età e quindi un occhio di riguardo va a loro, perché comunque hanno delle necessità e dei bisogni che vanno soddisfatti e che spesso purtroppo vengono un po' trascurati nel generale. E più che altro il parcheggio qui, diciamo, sebbene la strada è larga, però qui manca. C'è il problema del passaggio ferroviario, che in vecchi progetti doveva la strada passare sotto e sbucare là del Bearzi, cosa che invece poi non è andata. Rispetto a una volta che tutti andavano a piedi o in bicicletta, adesso il bloccare il traffico per 5 minuti perché deve arrivare un treno che non si sa se sarà in ritardo o meno. I rallentatori qui in via Montegrappa e non li mettono. Poi abbiamo la via Tiepolo che è in stato deplorevole e siamo delusi veramente. Corrono e non guardano le strisce perché se si ferma una passa l'altra e qua siamo veramente male. Quando mai era Udine così? Conosco Udine da tanto, signorina, e la voglio bene anche adesso, però mi ero innamorata di Udine, per quello sono ad abitare qua. Di dov'è lei? È originaria? Bolivia, Sud America, sì. Però sposata con un furlan. Secondo me comunque sono i marciapiedi anche, vedi? Perché uno potrebbe anche farsi male, vedi questi sassolini, queste cose qui senz'altro. Poi per il resto ci troviamo abbastanza bene, abbiamo quasi tutto. Direi marciapiedi, se posso. E anche altri sono della sua stessa idea? Pratica, insomma, che immagino sia utile anche a persone di una certa età, visto che la popolazione mediamente tende ad avere un'età un po' avanzata e quindi questa che è una cosa che apparentemente può sembrare banale in realtà non lo è. Per ciò che riguarda il traffico forse una criticità c'è qui in un incrocio dove spesso accadono incidenti. Lì forse un rallentatore, sì, ma la strada è un po' stretta, probabilmente qualcuno non se ne accorge, allora arriva a lungo, per cui si incrocia, si impatta. Via Montegrappa, come si sta in questo quartiere? È una zona insomma che vedo molto trafficata e con tanta gente. Sì, effettivamente è una zona animata e diciamo che si sta bene, insomma, c'è belle persone che girano e per cui è un buon quartiere. Ecco. Ma voi siete un po' un punto di riferimento per un buon caffè? Sì, volendo sì. A me questo quartiere Udine Est è un po' un'altra cosa, è sufficientemente dotato di servizi perché passano 2 autobus, farmacie, negozi, quindi credo ci sia tutto quello che occorre. Grazie ad Andrea e Stefano per averci ospitato all'interno di questa edicola in via Montegrappa 71, giusto? Sì, esatto.
71. No, vi lascio salutare. Va bene, salutiamo tutti quanti, vi ringraziamo anche per il vostro intervento, così comunque ci facciamo anche un po' conoscere, insomma. È un'occasione anche per noi per conoscervi e farvi conoscere, perché insomma poi gli educanti sono davvero gli amici quotidiani, quelli che ci consigliano anche le letture, quindi insomma ci sembra un buon servizio. Sì, direi di sì, insomma, per conoscerci a vicenda, ecco, diciamo, sì. Allora, grazie per l'accoglienza e essere stati con noi. L'appuntamento con Edicola Friuli torna venerdì prossimo, puntuale, sempre qui su Telefriuli alle 18:35 circa. Ciao! Ciao.